E oggi ci sono ragazzi che assolutamente vogliono solo suonare le launeddas, vogliono solo cantare a tenore, ci sono quelli che fanno rock o rap in inglese e non vogliono che nella loro musica ci sia nessun legame con la Sardegna, e ce ne sono tanti altri che scelgono invece queste vie intermedie, scelgono di fare dei generi della popular music, però di dargli un colore locale, che sta molto spesso nella scelta linguistica, cioè fare rap, rock, eccetera in sardo, e invece altre volte nel proprio contatto musicale, quindi nel mettere assieme strumenti, testi, tematiche, repertori e così via. Uno dei repertori popular più interessanti che sono diffusi in Sardegna e di cui mi sono occupato negli ultimi anni è il rap, o in generale il fenomeno dell'hip hop. È dalla metà degli anni '80 che il rap esce al di fuori degli Stati Uniti e inizia a diffondersi in tutto il mondo. Arriva in Italia, arriva anche in Sardegna, e molti giovani scelgono di praticare questo genere, e alcuni di questi scelgono subito di mettere in evidenza la componente locale, cioè non subiscono questa musica che viene da fuori, ma la fanno propria. E il primo elemento, l'elemento più evidente, più immediato, è quello della scelta linguistica, per cui ci sono tanti artisti sardi che iniziano a fare rap in sardo. In esperienze come quelle dei Nur mi sembra un po' il contrario, cioè sono fenomeni che nascono più dal basso, che fanno rock, che vivono la tradizione sarda, che conoscono il rock e che decidono loro di fare queste nuove proposte musicali. Sono cresciuto a Siniscola, no? Quindi un paese della baronia nord-est della Sardegna, dove la tradizione è ancora molto viva, però c'è anche uno spirito rock notevole. Tuttora a Siniscola nascono gruppi rock e contemporaneamente ci sono le sagre paesane, c'è il gruppo che canta a tenore, ci sono un paio di gruppi folk. È normale che accada questo, secondo me. Il vostro pubblico non è il pubblico dei tradizionalisti appassionati di ballo sardo che andrebbero a sentire un suonatore di launeddas o di fisarmonica, non è un pubblico di appassionati di rock. A me è capitato però che in alcuni casi delle persone mi dicessero: guarda, io ho iniziato ad ascoltare il canto a tenore o mi sono appassionato ai balli sardi ascoltando voi, perché siete stati in qualche maniera il tramite. Al contrario, altre persone che venivano dalla tradizione in qualche maniera si sono avvicinate perché sentivano suoni in qualche maniera della loro infanzia, della loro esperienza di vita, e si sono ritrovati ad ascoltare il rock. La funzione dei Nur, quando vengono chiamati in un teatro o in una piazza, è far ballare la gente. Abbiamo visto che quando facevamo qualche ballo, magari i balli all'inizio erano uno o due, la gente ballava ed era anche brutto spezzare questo incantesimo. 20 anni fa ci venne l'idea ascoltando gli AC/DC che usavano la cornamusa, quindi era un gruppo rock, hard rock che usava la cornamusa in un assolo proprio. E quindi abbiamo pensato: perché non usare le launeddas per fare un assolo in un brano rock? E introdurre queste launeddas ha funzionato così bene che poi da lì abbiamo visto che potevano tranquillamente introdurre anche strumenti come il sulittu, l'armonica a bocca, l'organetto. Secondo me fondamentalmente il ballo non è cambiato, sono cambiate le persone e il modo di viverlo, di vederlo. I ragazzi si sono riavvicinati molto volentieri a quella che è la cultura sarda e quindi hanno ripreso a ballare, hanno ripreso a indossare gli abiti,
e c'è molta voglia di scoprirlo di nuovo, questa cultura. È una cosa bella perché ognuno ritrova la propria identità. Il nonno, lo zio, i genitori, quindi mamma e papà, hanno insegnato comunque da bambini il passo che poteva essere del paese o della cittadina e non si è mai persa questa cosa. E sono proprio cresciuta così, con la musica sarda nelle orecchie e quindi non potevo che mettermi a ballare poi dai 3 anni in poi. Credo che in generale stia cambiando qualcosa nei giovani. Il legame con la Sardegna diventa qualcosa di cui non c'è più tanto da vergognarsi. Poi si può ricollegare a un discorso generale, no? A una prima fase in cui l'internazionalizzazione, la globalizzazione portavano alla passione verso quello che c'era fuori e poi una sorta di reazione, di recupero, per cui un nuovo orgoglio e un nuovo desiderio di conoscere le proprie specificità. E questo passa assolutamente anche attraverso la musica.